Ben ritrovati a Cattolica e dintorni. Nella puntata di oggi vi mostreremo alcuni servizi dell'Open Day Open Mind, la giornata di orientamento che l'Università Cattolica ha pensato per orientare gli studenti che hanno da poco concluso l'esame di maturità. In questo servizio vedremo le loro aspirazioni, i loro dubbi, le loro perplessità, su quale percorso scegliere. Vediamo insieme. Che facoltà stai guardando con l'Open Day oggi? Scienze della formazione primaria. Stiamo a vedere psicologia. Sociologia. Psicologia e sociologia. Matematica. Stars. Per scienze linguistiche e letterature straniere, in particolare o per impresa o per turismo e management. Perché proprio l'Università Cattolica? Perché credo che ci siano degli spunti interessanti che fino adesso non ho ancora trovato e quindi perché non vedere, dai. Viene esame mio fratello e si trova molto bene, è la facoltà di lingue e quindi perché no? Mi ha colpito, è molto organizzata e penso che comunque nel futuro dia una buona opportunità di lavoro. Soprattutto perché è a Brescia e tra quelle a Brescia è quella che mi dà l'offerta più interessante comunque. Come funziona l'application dell'Università Cattolica di Brescia? Allora, l'applicazione è semplicissima, funziona semplicemente scaricandola dall'Apple Store, si clicca all'interno dell'app, qui mi partono una serie di possibilità di gestione, quindi facoltà di psicologia, facoltà di scienze della formazione, posso scegliere quello che sono le mie informazioni, io ad esempio cliccando semplicemente all'interno trovo una serie di informazioni aggiornate che mi danno la possibilità appunto di andare a scegliere in funzione di quello che sono le mie esigenze in questo momento. Tra l'altro questa esiste in piattaforma per iPad, dove vedete il display un attimino più grande, esiste anche per iPhone e per iPod, quindi possibilità di utilizzare su tutti i sistemi Apple questa applicazione, quindi torna molto utile anche proprio per l'utilizzo. Dottoressa Anna Mostarda, lei va di farci un bilancio della giornata di questo Open Day. Sicuramente un bilancio positivo, riconfermiamo i numeri dello scorso anno, dell'edizione estiva, abbiamo avuto circa 400-500 studenti questa mattina e altrettanto nel pomeriggio. L'interesse prevalentemente da parte degli studenti va alle presentazioni dei docenti, vogliono appunto scoprire nello specifico il percorso formativo che vogliono iniziare il prossimo anno accademico, quindi conoscere le materie, i vari esami e come appunto si articola il programma. Sempre molto richiesto il contatto con i tutor, che sono appunto studenti che hanno appena concluso il loro percorso accademico e quindi c'è sempre un interesse da parte degli studenti che partecipano all'Open Day a incontrarli, a confrontarsi con loro, a capire come si studia all'Università Cattolica e qual è il valore aggiunto appunto del nostro ateneo. Marco Mazzini, Tutor Stars, come è andato all'Open Day quest'oggi? Qual è stata la risposta degli studenti alla presentazione dello Stars? Sono stato particolarmente contento perché i ragazzi si sono rivolti con piacere a noi tutor, che è il servizio che l'Università Cattolica mette a disposizione per le matricole e per chi vuole comunque immatricolarsi al nostro corso e successivamente alla presentazione generale si sono avvicinati comunque a me, quindi alla figura del tutor, chiedendo del più e del meno, quindi dal banale come ci si iscrive a quali sono le materie di punta del corso a tutta una serie di domande. Maria Paola
Pezzotti, tutor di lettere, come è andata la presentazione quest'oggi all'Open Day? Che cosa ti hanno chiesto gli studenti? Ma direi che è andata molto bene, c'è stato un notevole afflusso di studenti per quanto riguarda lettere. E tra l'altro mi sono sembrati tutti molto motivati e già molto convinti della propria scelta. Ci sono state comunque delle domande di carattere, insomma, da quelle più pratiche a quelle più specifiche sui corsi di laurea, però insomma ci diciamo soddisfatti perché gli studenti hanno partecipato, mi pare, con entusiasmo e coinvolgimento alla giornata di quest'oggi. Sempre di grande interesse sono le testimonianze in aula, perché ovviamente i ragazzi hanno la possibilità di sentire l'esperienza di studenti laureati che già hanno iniziato un percorso lavorativo e quindi capire di fatto poi cosa andranno a fare. Paolo, ci sei? Sì. Sì, buongiorno. Ciao Paolo. È in collegamento. Il preside ha appena detto agli studenti qua presenti che chi studia matematica e fisica può essere un ragazzo normale. Tu lo testimoni, ti ho conosciuto, è veramente un ragazzo speciale ma normale. Raccontaci un po' la tua giornata lì a Boston. Dunque, qui la giornata, tutte le giornate sono diverse. Quello che faccio è venire in ufficio, studiare, se ci sono dei corsi per cui studiare. È stato realizzato dallo Stars in collaborazione col Comune di Botticino un video documentario sulla storia del Vittoriano. Vediamolo insieme. Vittoriano 1911-2011, una storia lunga 100 anni è il titolo del documentario realizzato dallo Stars in collaborazione con il Comune di Botticino. Il coordinatore scientifico del progetto è stato il giornalista Massimo Tedeschi, che ci ha spiegato le finalità di questo video. Il documentario diffonde attraverso gli strumenti tipici del video di qualità, della videoinformazione, i contenuti di studi storici aggiornati che sono stati condotti in occasione del centenario. Tutti questi aspetti storici sono stati messi a fuoco con gli strumenti classici del libro e del convegno storico, ma abbiamo avvertito la necessità di divulgarli anche in una maniera più agile, più immediata, a un pubblico più vasto, e da questo punto di vista il video documentario si è dimostrato, si è confermato uno strumento straordinario, perché tutti i contenuti scientifici più aggiornati, storico-scientifici più aggiornati che figurano nel libro sono poi divulgati attraverso il video e intercalati da immagini straordinarie di questo monumento che ha una sua spettacolarità di grande impatto ed è oggi molto vissuto dai milioni di visitatori che lo percorrono, lì salgono per avere una vista incomparabile sulla capitale. Un grande orgoglio per il paese di Botticino, che dal 1911 ha uno stretto legame con la capitale. A me piace ricordare anche la grande massa delle persone, cavatori di Botticino, di Mazzano e Scarpellini e quant'altro di Rezzato, che hanno messo assieme questo grande monumento, un monumento che sicuramente è nella storia nazionale, nella storia del mondo. Questo documentario è uno strumento di sguardo impegnato sul mondo, come sottolinea il coordinatore dello Stars, il professor Ruggero Eugeni. Nel passato esistevano delle occasioni di trasmissione del sapere dagli anziani ai giovani che erano, diciamo così, informali all'interno delle famiglie, in alcuni momenti, per esempio guardando i filmini di famiglia o le vecchie foto. Oggi questi anelli di collegamento stanno venendo meno perché i media stanno erodendo molti spazi precedentemente dedicati a questo tipo di conversazione di passaggio. Allora a me piace pensare che invece gli stessi media, in particolare i video e i reportage,
riacquistino questo ruolo di passaggio di sapere tra generazioni, insegnando a leggere un territorio non soltanto per quello che si vede immediatamente, ma per quella rete, quella miriade, quella ragnatela di storie, di racconti, di memorie che ogni territorio possiede. Noi abbiamo creato fondamentalmente un gruppo di lavoro che era composto da altri 3 studenti dello STARS che ci hanno aiutato per tutto quello che riguardava le parti relative a redazionali, allo spoglio delle interviste, e è stato comunque un progetto molto, molto impegnativo, molto sentito. La responsabilità che avevamo era molto, molto grave. Anche per quest'anno accademico è tutto, Cattolica e dintorni si ferma per la pausa estiva e vi do appuntamento a settembre con le nuove puntate. Grazie a tutti voi per averci seguito e buone vacanze a tutti.